grazie a Giovanna Trazzi che chiaramente con l'introduzione ha dato già il senso e il significato di questo convegno. Un anno fa qui a Macomer è iniziato un percorso di sperimentazione con le scuole, con l'Istituto Tecnico Commerciale, con l'Istituto Professionale di Macomer, appunto finalizzato questo processo di sperimentazione alla costituzione di un consorzio fra le scuole e a quella che è una possibile creazione di un polo tecnico professionale. È stato scelto Macomer perché si è nella provincia di Nuoro, perché si è riconosciuto al margine un particolare momento di sofferenza, di crisi socio-economica che ha portato a una riflessione seria anche in ambito regionale e provinciale, e ricordo in questo senso anche la collaborazione con il professor Batisio Porro che ha condiviso queste preoccupazioni di questo territorio, e la sperimentazione appunto ha avuto modo di partire qui a Macomer. Di questa sperimentazione hanno fatto parte come direttore scientifico e come responsabile scientifico sia il professor Pizzali sia il professor Tagliagambe. Io credo che dopo quella fase noi siamo nelle condizioni di poter riprendere con forza questi argomenti, queste tematiche, anche alla luce di quel lavoro importante che la Commissione Ministeriale per la riorganizzazione degli istituti tecnici e professionali ha fatto, della quale il professor Tagliagambe faceva parte, della quale la senatrice Bastico, allora vice ministro della pubblica istruzione, ha dato un grande impulso per l'avvio delle attività e quindi di quel quadro normativo di riferimento che poi è propedeutico al lavoro che viene fatto nelle varie istanze regionali e territoriali. Ci sono già anche delle esperienze che stanno maturando a livello nazionale, in particolare quella dell'Emilia Romagna, e credo che su tutti questi temi stasera possiamo non solo fare il punto, ma soprattutto iniziare a dare qualche concreto segnale di quelle che possono essere le potenzialità anche per il nostro territorio. Detto questo, io passerei immediatamente la parola al professor Tagliagambe che con la sua relazione inizierà a dare senso compiuto a quella che è la proposta di questo convegno. Prego, professor.